Il coronavirus ha cambiato molti aspetti della nostra vita e uno di questi è la mobilità. Autobus a un terzo della capienza normale e distanze di sicurezza ci porteranno per molto tempo a spostamenti in solitaria. Inevitabili le ripercussioni sul traffico se continueremo ad utilizzare le automobili. Ecco perché a Treviso il contagio ha dato un'improvvisa accelerazione al progetto Ciclopolitana, che visto così sembra più un progetto di metropolitana per Treviso. In effetti un po' lo è, solo che invece di carrozze e binari qui ci saranno solo piste dedicate unicamente per biciclette e monopattini. Ecco perché il progetto si chiama Ciclopolitana, ovvero 13 linee per un totale di 32 km. E per chi pensa sia l'ennesimo progetto di pista ciclabile a Treviso, il vice sindaco risponde così. Stiamo parlando di una completa e autonoma rete di strade per biciclette che rispondono esattamente alle dinamiche delle metropolitane o delle autostrade. Attraverso la ciclopolitana si potranno percorrere le strade dai quartieri al centro e dal centro ai quartieri in sicurezza, con un modo chiaro, con delle piste colorate, evidenziate, come se stessimo realmente percorrendo un'autostrada per biciclette. Progetto che però va già a scontrarsi con la disillusione di molti cittadini legata alla ciclabile contestata per la pericolosità di Viale Vittorio Veneto, ai continui contrasti con chi passeggia sulle ciclopedonali, per non dire degli scossoni regalati dal Porfido con avvallamenti di Viale Cesare Battisti, solo per fare alcuni esempi. La ciclopolitana deve essere assolutamente liscia, lineare, continuamente manutenuta e faremo anche in modo di creare un'app attraverso cui i ciclisti, coloro che la utilizzeranno, potranno in tempo reale mandare al comune le segnalazioni dei tratti della ciclopolitana che hanno bisogno di manutenzione. 30.000 euro è il primo investimento per un progetto che potrà attingere a fondi europei, considerando che trae ispirazione da città come Tel Aviv o Copenaghen. Capitolo bike sharing, ovvero depositi e biciclette da utilizzare per gli spostamenti. Qui l'innovazione è la trazione elettrica. Il sistema del bike sharing, proprio alla luce della ciclopolitana, sarà completamente rivisto con un nuovo parco di biciclette, anche elettriche e anche i monopattini, quindi anche chi non è della città o non ha la bicicletta propria qui in città potrà tranquillamente utilizzare con un sistema semplicissimo di app la bicicletta pubblica.